lessa grattugiata nel burro con formaggio o pancetta, che sono alla bernese per la pancetta. Leggero insomma. No, c'è classico sulla patata e burro. Possiamo fermarci lì per essere me. incazzati al re. Per me possiamo fermarci anche lì. Una patata al burro e brace. Insomma, per un Morbida. po' la patata. Ma se lessa, come fate a grattugiarla? È dura quando è lessa, fredda, E mica la patata tua, questa è dura, figo. La patata la patata lessa, lasciata lì, lasciala raffreddare, prendi la grattugia e fai così. Aia. Ma sei proprio italiano, da capista più cazzo. Sì, ma mi credo che dopo questa, cioè, come discorso Campi Rom, non ce n'è per nessuno. Fabio, tira fuori la vernice, dai che viene la pittura. Ma che 4 busi? Mica che accampamento ragazzi, oh. un po' fredde però. Italia sì, no, non sono diventato cinese alla luce che non faccio il bilanciamento del bianco, l'unico bilanciamento che il bianco che faccio è quello del verduzzo che ho bevuto prima. Allora, no, siamo ancora avanti con raduno, sono venuto un po' dentro qua per stare un pochino al calduccio, un attimo, mezz'oretta, bellissimo come hai visto, no? C'è di tutto, no? Dai musicisti, giocolieri, eccetera, ma soprattutto anche gli artisti. Guarda che artista che abbiamo qua, veramente, guarda, a Gaia e ha scritto a Yuri, guarda. Un'opera d'arte, bello Gaia, molto bello. Eccoci qua, è lunedì, il raduno è finito, siamo rimasti io, Fabio e il CP. CP ti ho organizzato un compleanno fantastico, sì, perché era il compleanno del CP. E quindi niente, ha ricevuto tantissime coccole e non ti dico poi carne, ossi pochi, ok, però carne, robe varie che ha mangiato, aveva fatto un bel festone. Siamo felici, abbiamo giocato, ti hanno portati tutti a fare il giro, Sì, è contenta Gipi. Ancora? Magica è mia, magica è mia. Buongiorno Italia, non so come ti salto così da un video all'altro, però vabbè, insomma dai. Allora, volevo farti un breve riassunto dei pannelli. Sai quando io dicevo sempre no, che quando c'è nuvolo da noi non carica, io sono arrivato con queste nostre giornate grigissime di pioggia, non tanto perché c'era la pioggia, ma proprio perché c'era un grigio della miseria, a caricare massimo 1 ampere. Quindi puoi immaginare che solito discorso, puoi avere anche 1000 pannelli, ma se un pannello non carica niente, se nei 1000 carichi 1000 per niente. Beh, oddio, di solito l'esempio era per 4, ok, che fa già più attendibile, diciamo. Quindi ok, un pannello non carichi niente, 4 pannelli carichi niente per 4, quindi alla fine 1 ampere va ben oltre i miei consumi. Oggi c'è stato un po' di sole, ovviamente le batterie erano al 100%, anche mentre usavo il computer sotto inverter continuavano a stare al 100%, ok, però resta il fatto che nei periodi di non sole sono inutili anche i mega pannelli, come già immaginavo, però insomma c'è il generatore integrato a GPL, quindi andiamo tranquilli. Volevo fare poi un aggiornamento in merito al camper che hanno rubato a Giovanni. Adesso il camper, cos'è? 7 novembre sarebbe adesso il camper è in Toscana, ce l'hanno 2 zingari, è già stato ripreso più volte da telecamere, è già stato avvistato, solo che ancora non sono riusciti a portarlo a casa. Gli hanno già cambiato la targa e sappiamo la targa, però non possiamo dirla su internet, è intestata a questi 2 zingari e forse gli hanno tolto anche la scritta Serpico. Resta il fatto che è distinguibile dal vetro della mansarda, che è in legno di color nero, e dalla scalettina per entrare nella cellula, che è di un metallo fatto artigianale. Insomma, ecco, quelli sono gli unici 2 dettagli che rimangono per distinguerlo, oltre alle foto insomma che abbiamo pubblicato nel gruppo e un po' ovunque, anche nel video che avevo fatto, no? A me dispiace tanto, mi brucia anche per Giovanni, perché a me, sai, sentire che uno rubano il camper dà un fastidio che non hai neanche idea, perché rubare un camper è molto peggio di rubare una macchina, cioè anche se uno non ci vive, comunque
un camper è un po' come ti rubassero una casa, no? Cioè ci sono tante cose personali dentro, cioè in auto bene o male cos'hai? Il peluche, hai capito cos'hai? Il pacchetto di sigarette. In un camper è ben diverso, quindi sì, farsi rubare un camper è proprio una cosa molto 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 brutta, insomma, ecco, quindi mi brucia un casino e lo stiamo ancora battendo di continuo, c'è mezzo mondo che ci sta dietro e continueremo a starci dietro perché a me sta roba mi fa girare veramente le palle. Anche perché stiamo parlando di un furto di, con tutto rispetto per Giovanni che ci sono passato anch'io, quindi insomma non voglio dire, non voglio assolutamente fare paragoni o altro, ma stiamo parlando di un camper molto vecchio, di basso valore, no? Quindi anche, non so, sti ladri, cioè chiamali neanche ladri, non meritano neanche quel nome, cioè mettersi un attimo la mano sulla coscienza, cioè un po' il rubare, passami il termine, un po' il rubare ai poveri, cioè non è che rubi un super, un Porsche o che ne so io, rubi una pelliccia a una signora, una borsa di Louis Vuitton, cioè capisci, stai rubando un camper che effettivamente non ha valore ma può averne, anzi ne ha di sicuro tantissimo per il proprietario. Stessa cosa può valere magari a chi ruba una vecchia 600 scassata o una Panda o cose del genere, insomma, cioè sono cose che ti bruciano ancora di più. Wow, per la prima volta ho finito i video, che bello. Così no, vabbè, adesso devo andare avanti a fare tutte le mie cose e niente, aggiornamenti, qua siamo ancora fermi. Mi è arrivato il forno a microonde da montare, per quanto riguarda il termo che passerà dietro c'è già un tu molto gentile che all'Alde anche lui ha detto che mi manda il tubo per quindi escludere il termo e collegare tubo con tubo, ok. Il problema che nei giorni del raduno ho sentito, diciamo, il rivenditore, no, che mi manda il frigo, che lo conosco, è affidabile, avevo già preso il frigo per Scarosso e purtroppo ci vuole ancora un mese di attesa, quindi io, come ho già detto al raduno, spero che tu dall'altra parte del monitor mi capisca, non ce la faccio più perché io sì, mi piace il camper, però ho anche la mia vita, devo fare le mie cose e mi trovo con una casa senza frigo. Mettiti nei miei panni, camper o non camper, tu stai da 3 mesi con una casa che non ha il frigo, quindi insomma c'è anche puoi mangiare scatolette e pasta asciutta tutti i giorni. È vero, per carità, sto dall'Alessia come avevo già detto, ok, però ci tenevo a avere la mia casetta, le mie cose, insomma, ecco, quindi purtroppo c'è ancora quello, insomma. Un altro purtroppo col discorso delle misure, credo di averlo già detto, vabbè, lo ridico, il microonde, là, il griller non sarà sopra il frigo, a me sarebbe piaciuto tantissimo averlo lì e andrà al posto del frigo vecchio assieme a dei cassetti, diciamo, vabbè, per carità, il posto da frigo, sto guardando in camper nuovi, lì è il coso, no? Il frigo, il griller, no? Il forno, però vabbè, insomma, perché là sopra c'è il pannellino dell'Alde che per carità si poteva anche spostare, ok, però c'è la cassa e messa com'è fa una buona acustica nel camper, non saprei dove altra metterla, no? Perché ne ho 2 davanti e 2 dietro, una delle 2 dietro è nella parte là, quindi ho detto, cioè non so dove mettere la cassa, hai capito? Quello è, perché se no sì, la cosa più semplice era alzare al massimo il pannellino dell'Alde, metterlo più in alto possibile e la cassa spostarla da un'altra parte, allora mi ci stavano tutti e due, però sinceramente io poi userò queste casse per guardare i film, per ascoltarmi la musica, cioè mi collego col Bluetooth dell'autoradio, hai capito? Quindi sì, non è, preferisco avere il forno là. Vabbè, insomma, diciamo è un piccolo desiderio infranto, insomma, ecco. Boh, non so neanche come chiudere la puntata perché adesso c'erano tutti i vari spezzoni, varie giornate, quindi sì, ciao Italia, ci vediamo alla prossima. Adesso viene giù Michele con Nicola, no? Il ragazzo, quello della slackline, che gli sta sistemando il camper, gli sta montando i pannelli, credo che andremo un po' lì alla spiaggia di Caballarin. Non so se faremo dei video, probabilmente anche sì, e vediamo, perché io sono ancora tutto raffreddato, influenzato, quindi così dai. Ciao Italia, se no ti contagio.
Il CP Poretto un po' si annoia perché diciamo siamo parcheggiati in strada perché siamo vicini a casa dell'Alessia e quindi non ho parchetti, roba del genere, si la porto a fare le camminate, le passeggiate, però povero CP, CP, porta pazienza dai che fra un po' torniamo indipendenti.